Un progetto che vuole dare una risposta rapida alle persone vittime di sfruttamento e di tratta, quello tra il Tribunale di Venezia e la Regione Veneto per la presa in carico di coloro che denunciano. Il 70% sono donne finite nel racket della prostituzione che faticano a liberarsi dai propri aguzzini, ma ci sono anche persone sottomesse a fenomeni di caporalato. Appena dall'esame del fascicolo vi è la possibilità di emersione di un fatto di tratta o sfruttamento sessuale, lavori forzati, accattonaggio, tutto quello che riguarda la tratta di esseri umani, intanto il Tribunale acquisisce immediatamente anche i documenti segretati presso la Commissione territoriale e poi su richiesta dell'avvocato o di ufficio con il consenso della parte trasmette gli atti al progetto Navigare, magari dopo aver sentito la parte, per intanto far entrare il ricorrente o la ricorrente, come spesso è, in un circuito di accoglienza, di assistenza, di protezione e poi per acquisire tutti gli elementi importanti attraverso un approfondimento che può essere dato direttamente dai mediatori culturali del progetto Navigare, acquisire gli elementi essenziali per verificare se si tratta effettivamente di un fenomeno di sfruttamento. Da un lato c'è ovviamente la tutela di natura giudiziaria e quindi con tutto il percorso previsto dal Tribunale, dall'altro il nostro impegno da un punto di vista socio-sanitario ed infine ci sarà anche un'azione di accompagnamento ovviamente rispetto a una emersione di quello che era una vita nell'illegalità, nello sfruttamento e magari subendo anche azioni di tratta di esseri umani come accade spesso nella storia di queste persone.